Il Ponte Vecchio e il Museo Civico, due tesori di Bassano che si sono trasformati in due gravi problemi che affliggono una città alla faticosa ricerca di un rilancio economico e identitario, messo seriamente in discussione proprio dalla crisi del suo patrimonio storico e culturale. Lo Stato e la promozione delle risorse monumentali e culturali di Bassano e le conseguenti ricadute sull'economia cittadina infiammano le polemiche di un'estate rovente che preludia ad un autunno burrascoso. Partendo da un dato, Bassano è una città turistica con pochi turisti, denunciano gli albergatori, che, in contrasto con l'assessore Ciccotti, rilevano come in mezzo al boom di visitatori registrato in Veneto, Bassano si distingua in senso opposto, in senso negativo. Ed ecco che allora i riflettori si accendono su quelli che da punti di forza della città sono oramai degradati a suo tallone d'Achille. Ma parlare di un degrado che riguarda solo il comparto turistico appare riduttivo, perché il malato cittadino più grave è il Ponte Vecchio, un luogo che rappresenta l'identità stessa di un intero territorio. Le proporzioni del tracollo sono drammatiche, il cedimento della struttura è ormai arrivato a 3 centimetri al mese, quando per parlare di emergenza in genere bastano pochi millimetri all'anno. Un degrado impressionante che ora apprendiamo dagli esperti essere iniziato già nel 2003, evidentemente nel silenzio e nell'indifferenza sia della classe politica locale che di quegli uffici tecnici che sulla salute della struttura dovrebbero vigilare. E mentre il ponte collassa si parla di costruire una centrale idroelettrica sul Brenta a meno di 200 metri in linea d'aria dall'Opera Palladiana. Ma Bassano soffre anche la crisi del suo museo, nobilitato dalle opere del Dal Ponte, del Canova. La Pinacoteca patisce una carenza cronica di visitatori, con un vertiginoso buco di bilancio da 1,5 milioni di euro, un restauro che non ha convinto, una promozione giudicata insufficiente. In una sala semioscura, perché ormai manca persino la luce per illuminare le opere esposte, il presidente dell'Associazione Amici dei Musei, Oscar Ganzina, ha denunciato apertamente ai microfoni di Rete Veneta lo stato di abbandono di un luogo di cultura caduto nel buio.